Mi chiamo Francesca, opero nel settore del benessere e della bellezza. La mia attività è presente da 20 anni a Valdagno. Io ho scelto di diventare maestro artigiano perché credo fortemente nella tradizione e anche nell'innovazione del nostro settore. Uno degli aspetti anche fondamentali del mio lavoro mi rendo conto che è il passaggio generazionale. Non deve essere per forza a un figlio o un familiare, ma a persone che hanno la voglia di imparare e che si sentono proprio il loro lavoro. Quello che mi interessa è proprio trasmettere anche il senso del valore di saper fare un lavoro, che non è solo un lavoro, è un'arte, una cosa che viene da dentro. Anche per questo ho deciso appunto di intraprendere il corso di maestro artigiano proprio per avere un po' di carte da giocare per riuscire a essere in grado di trasmettere quello che posso insegnare. Il mio rapporto con Confartigianato è fondamentale per la mia azienda perché mi ha permesso di sentirmi come in famiglia, mi ha permesso comunque di crescere. Confartigianato per me è un punto di riferimento per chi come me vuole aggiornarsi costantemente. In un mondo che cambia velocemente, noi artigiani vogliamo fare la differenza. Per questo, artigiani sempre sul pezzo.